Buon pomeriggio, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Anteprima Sport. Il campionato della massima serie della Serie B si ferma per gli impegni della nazionale, ma noi continuiamo perché approfondiamo gli argomenti che riguardano appunto le squadre calabresi dall'A fino alla Serie C. Lo faremo in compagnia degli ospiti. Vi vado a presentare con me in studio questo pomeriggio un amico di TEN. Buon pomeriggio a Franco Segreto del Corriere. Ciao Anna, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito. Abbiamo in collegamento diversi amici, ecco. Iniziamo proprio da Antonio Clausi di Cosenza Channel. Buon pomeriggio Antonio e grazie per essere con noi anche quest'oggi. Buon pomeriggio a voi, è sempre un piacere. Ciao Anna, ciao Franco, ciao a tutti quanti i tuoi ospiti. Grazie. Roberto Barbarossa, per te è la prima volta insieme a me, Roberto, di Tutto Sport. Grazie anche a te per essere con noi questo pomeriggio. Grazie a te, buon pomeriggio, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli amici che vedo con piacere. Antonello Aprile invece in collegamento di Cosenza nel Cuore. Buon pomeriggio Antonello, ben ritrovato anche a te. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, innanzitutto ci uniamo al dolore di Massimo Mitidieri perché abbiamo saputo della scomparsa del papà, quindi insomma un abbraccio a Massimo da parte di tutti noi. Iniziamo parlando di Serie B quest'oggi perché gli argomenti sono tantissimi. Iniziamo proprio dalla classifica e poi entriamo proprio nel vivo di quello che sta accadendo, innanzitutto a Cosenza, poi andremo anche a Reggio Calabria. La classifica fa vedere questo Empoli in testa con 59 punti, seguito da Lecce 52, Salernitana 51, il Monza a 50, il Venezia a 49, Cittadella e Spalla a 45 punti, il Chievo a 44, il Pisa a 40, il Brescia a 39 punti, Vicenza 38 insieme a Frosinone, Reggina con 37 punti, 36 per la Cremonese, Pordenone 34, Cosenza e Reggiana a 29 punti, Ascoli 28, Pescara 23, chiude la Virtus Entella con 21 punti. Vogliamo vedere anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B che si giocherà venerdì prossimo. Ci saranno queste due sfide ravvicinate a cavallo di Pasqua. Si giocherà il venerdì proprio la sfida tra Brescia e Pordenone, Chievo Spal, Cosenza Ascoli, Cremonese Empoli, Frosinone Reggiana, Lecce Salernitana, Pescara Pisa, Venezia Reggina, Vicenza Cittadella e Virtus Entella Monza. Poi si giocherà l'altra gara, ovviamente ravvicinata, il lunedì di Pasquetta. Iniziamo Franco da queste immagini che facciamo vedere, sono apparse proprio nelle ultime 24 ore in città, diversi striscioni che in pratica dicono al presidente Guarascio di andare via da Cosenza. È forse la prima eclatante protesta di un gruppo di tifosi contro il presidente. Era già accaduto magari con Cori allo stadio qualche anno fa, però diciamo che i risultati negativi, questi striscioni sono anche figli di questi risultati un po' deludenti. Ecco. Sì Anna, sono figli di questi risultati deludenti e di una annata che fa seguito all'annata dell'anno scorso sempre sul filo del rasoio, in cui magari la tifoseria sarebbe aspettata sicuramente qualcosa di più. Così non è stato perché sappiamo tutti che il Cosenza ha avuto delle grosse difficoltà sia l'anno scorso e sappiamo tutti poi come andò a finire dopo il post-lockdown e sia quest'anno, perché poi alla fine, dico io, di un girone di andata ogni società fa un bilancio, fa una riflessione su quello che magari è andato o non è andato bene. Nel Cosenza non era andato bene l'attacco sicuramente, il peggiore del campionato, lo è tuttora quasi, mi pare solo dietro al Pescara, quindi bisognava intervenire seriamente sul reparto avanzato rosso-blu. Ai noi, ahimè, sono arrivati due giocatori che hanno un nome importante, famoso, come quello di Trotto, magari di Imbacogo, per il quale io ai tempi del Carpi nutrivo, come dire, vedevo di buon occhio, nel senso che era un attaccante molto molto importante, però se non sono allenati, arrivano uno dal 4 mesi fermo al Felisao quasi vicino Lisbona in Portogallo e Mbakogu fermo da un anno e mezzo quasi, insomma vuol dire che in quel momento tu hai sbagliato ad andare su due giocatori che erano fermi. Questo che significa? Significa che il Cosenza avrà ancora delle difficoltà, perché poi oltretutto Mbakogo è stato pure sfortunato, perché come tutti ricorderanno, Karahan ricorderanno, nella trasferta della Recchi di Salerno dopo 25-26 minuti il ragazzo che era stato inserito da Occhiuzzo al primo minuto ha avuto un problema muscolare
e io mi auguro di vederlo in campo nuovamente, non dico nelle due partite che hai citato tu, il 2 aprile e il 5 contro Ascoli e Cremonese, ma quantomeno a Venezia o a Pisa, perché è un giocatore, dicevo, importante, giocatore che se torna ad essere quello di un tempo, come hanno detto Braglia, i suoi ex allenatori, anche Castori del Carpi, col quale avevo parlato un giorno quando mi chiesero appunto un servizio sul Corriere dello Sport, è un giocatore che può fare la differenza, uno dei migliori della Serie B. Purtroppo li dobbiamo aspettare, il Cosenza non può aspettare, quindi è una posizione di classifica che in questo momento vedo molto difficile. Antonio, quarto ultimo posto, leggevo proprio sulle pagine di Cosenza Channel, proprio questa nota degli ultra della Curva Sud 1978, il tutto è partito dal cosiddetto caso Santa Paola, che dobbiamo dire per onore di cronaca, visto che ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sarebbe rientrato perché il giocatore è stato riconvocato, solo che abbiamo detto che c'è una serie di positività nel convitto dove appunto alloggiano questi giocatori della primavera, e quindi insomma al momento non è proprio rientrato in città, però è rientrato nel senso che tornerà ad allenarsi e ad aggregarsi alla squadra. Sì, è una presa di posizione forte, eclatante direi io, da parte degli ultra della Curva Sud, che fa seguito a quella già manifestata degli ultra che prendono posto invece in tribuna B. Io credo che arrivati a questo punto quella sparuta minoranza di cui parlava il presidente Guarascio qualche tempo fa, credo sia rimasta quella che lo sostiene e non quella che lo contesta. Mi auguro che questa volta funga da sprone per una presa di coscienza, un'analisi interiore e soprattutto una forte autocritica per capire il perché si è arrivati a questo punto. Perché non è che la città dalla sera alla mattina si sveglia e appende per le strade più trafficate gli striscioni. Si arriva a un punto di rottura dopo una serie di eventi che, a detta dagli ultra della Curva Sud, sono stati questo, quell'altro. Li elencano tutti quanti uno dopo l'altro. È chiaro, e sono d'accordo assolutamente con l'amico Franco, che i risultati sul campo non sono assolutamente in linea con quelli che i tifosi del Cosenza, nemmeno noi addetti ai lavori, auspicavamo. Probabilmente anche noi a inizio stagione abbiamo, io sicuramente, parlo per me in questo caso, giudicato con eccessivo, non dico enfasi, ma con un giudizio forse più positivo del dovuto, quella che sarebbe potuta essere la stagione dei rossoblù. Così purtroppo non è stato, mancano ancora 8 partite se non vado errato, ma il Cosenza ha tutte le carte in regola a mio avviso per salvarsi, anche perché, e lo sottolineo 2 volte con la matita rossa, il calendario dà una mano a Roberto Chiusi, il calendario dà una mano a Corsi e compagni, con una serie di partite casalinghe assolutamente alla portata, e poi anche nel finale alcuni match, si spera, contro formazioni con la testa già in vacanza e sotto l'ombrello. Con Roberto invece, a proposito di questo calendario che dicevi tu che dovrebbe dare una mano al Cosenza, però Roberto bisogna vincere dalle prossime 2 sfide casalinghe al Marulla con Ascoli e Cremonese per poi pensare al resto, quindi insomma innanzitutto bisogna sfatare questo tabù, perché una sola volta, se non erro, si è vinto in casa e quindi bisogna adesso giocare, come si dice, col coltello fra i denti. Sì, assolutamente. In teoria tutto quello che hanno detto i colleghi Franco e Antonio è vero. La matematica ancora non ci condanna, il calendario ti dà una mano, ma è tutta teoria, perché quello che ha fatto vedere la squadra quest'anno non ci lascia assolutamente tranquilli. Gli errori non risalgono soltanto a gennaio, ma gli errori partono dalla fine dello scorso campionato. Parliamoci chiaramente, l'anno scorso il Cosenza è riuscito a salvarsi per un autentico miracolo sportivo fatto da Occhiuzzi e dai suoi ragazzi, ma anche perché il periodo di lockdown ha dato la possibilità ad alcuni giocatori arrivati a gennaio o ancora fuori forma di potersi allinearsi, cosa che invece non è assolutamente possibile, non è stato possibile fare quest'anno con gli arrivi di gennaio. Se tu
compri giocatori che sono fermi da almeno 3-4 mesi, non hai assolutamente tempo per poterli mettere in carreggiata. Quindi l'errore nasce da aver fatto ancora una volta un ritiro con i ragazzi della primavera, e il tutto si può riassumere nell'assoluta mancanza di programmazione che questa società sta dimostrando negli ultimi tempi. E la contestazione eclatante, io a memoria non ricordo una contestazione di questo tipo da quando seguo il Cosenza, nasce non solo da questi episodi, ma da tutta una serie di circostanze che hanno portato ad un totale scollamento tra la società, il presidente in particolare, e tutto l'ambiente che ruota intorno al Cosenza Calcio. Antonello, cosa ne pensate voi come associazione di Cosenza del Cuore di questa protesta eclatante, e soprattutto insomma, le colpe sono state imputate in questo caso al Presidente, però insomma, parecchi sono i pareri che magari qualcuno ce l'ha con il direttore sportivo, qualcun altro con l'allenatore, insomma sono divisi, possiamo dire, qualcun altro con la squadra pure, poi parleremo della squadra, certo, Anna. Certo. Ma questa presa di posizione degli Ultra ovviamente non è una sorpresa, perché era nell'aria ed è figlia appunto di una, non tanto dei risultati, quello è ovvio, se vinci tutti siamo contenti, ma è figlia di questa continua comunicazione da parte della società alquanto confusionaria, perché le ultime uscite del Presidente sinceramente io faccio fatica a capirle, nel senso che esprime concetti che poi non sono poi realmente attaglianti appunto ad oggi, e c'è la sensazione, almeno da parte mia, poi non so se voi siete d'accordo, di come dire, che non si è fatta un'adeguata autocritica rispetto alla stagione precedente, perché poi gli errori sono quasi identici. L'anno scorso venivamo dall'anno precedente, cioè il primo anno di Serie B, con un campionato fantastico, premiati come migliore squadra, ci siamo salvati in anticipo, e poi ci siamo presentati, come tutti ben ricordate, con un inizio stagione che era completamente un cantiere. Quindi questa storia si è ripetuta quest'anno, e non possiamo ogni anno regalare un mezzo campionato poi agli avversari, perché poi a gennaio è ovvio non riesci a completare, perché noi completiamo le squadre, non le ripariamo, questo concetto vorrei esprimere, ma ovviamente a gennaio nessuno ti regala i giocatori migliori, li devi andare a cercare da situazioni incerte, come vediamo. Qualcuno riesce a prenderlo, come Gerbo, no? Che sta facendo un buon campionato, e altri li prendi perché non giocano, quindi voglio dire, per poi fare il famoso rush finale. Però a questo punto siamo nella stessa identica situazione dello scorso anno. Venivamo dal lockdown l'anno scorso e mancavano 10 partite, adesso veniamo da una sosta programmata però con 8 partite, 5 punti di stacco, quindi siamo lì. È ovvio che questa presa di posizione legittima della tifoseria dallo specchio di tutta questa situazione, e noi come Cosenza del Cuore abbiamo più volte pungolato il Presidente. Per la verità lo facciamo da quando siamo nati noi, da 8 anni, sempre con spirito costruttivo, per carità, però molte volte riusciamo solo a ottenere spallucce da parte del Presidente, e quindi poi le cose rimangono sempre così. È ovvio che le prossime 2 partite saranno fondamentali per dirci concretamente se ci possiamo salvare direttamente o tramite gli spareggi.
Andiamo a vedere, intanto è uscita il calendario per quanto riguarda la 14ª giornata di ritorno che riguarda la Serie B. Si giocherà venerdì 9 aprile Reggiana-Empoli, poi sabato 10 Ascoli-Monza, Brescia-Pescara, Cremonese-Pordenone, Lecce-Spal, Virtus Entella Salernitana, Frosinone-Cittadella. La domenica chiuderanno le due calabresi, alle 15 giocherà la Reggina in casa con il Vicenza e alle 19 il Cosenza giocherà in trasferta a Venezia. Proprio tornando però alle parole anche di Antonello, c'è un po' forse di delusione per quello che è stato il mercato, inizio da Antonio, poi anche Roberto e sento anche Franco su questa affermazione, cioè il mercato è forse stato un po' deludente rispetto a quello che ci si aspettava. Beh, l'ho detto prima, probabilmente noi per primi abbiamo attribuito qualche voto che poi non è stato riscontrato dal cammino del Cosenza. Io cito magari i calciatori andati via come Petre, come Borrelli, purtroppo magari non solo per demerito loro, attenzione, però non sono stati messi in grado e soprattutto non hanno saputo loro confermare i giudizi con cui sono arrivati a Cosenza. È chiaro poi che il direttore sportivo Trinchera ha operato con quello che la casa madre ha messo a disposizione. A gennaio la cessione di Baez ha influito, è inutile girare intorno a questo argomento. Quando in sede di presentazione dei nuovi calciatori al presidente è stato chiesto dei 700.000 euro di Baez, il presidente, tornando alle parole di Antonello, ha risposto in una società un bilancio della società è fatto di entrate ed uscite. Cosa abbia voluto dire io ancora a distanza di 3 mesi non l'ho capito. Questo per dire che certo è il Trinchera ad andare al calciomercato a Milano, però il malloppo, gli assegni, i bonifici, i budget, come dici tu, lo mette a disposizione il club, lo mette a disposizione la proprietà e quindi lì è semplicemente ottimizzare i costi prendendo quei calciatori che meglio possono sposarsi con le esigenze tecniche. Questo è successo a Cosenza, ma questo succede a Cosenza ormai da tanti anni. Ci è andata sempre bene, mi auguro che vada bene anche questa volta e ribadisco la mia piena fiducia che ciò avvenga. Roberto, cosa ne pensi tu? Il concetto di Antonio è assolutamente corretto. Io non do colpe a Trinchera, perché nel momento in cui, anzi secondo me Trinchera in questi anni ha fatto dei veri e propri miracoli. Sicuramente ha sbagliato degli acquisti, ma soltanto chi non opera non sbaglia. Però se è messo nelle condizioni di andare sul mercato con un budget ridottissimo, i miracoli mica si possono fare, e allora è ovvio che vai a fare una politica di scambi, l'acquisto, il prestito all'ultimo secondo con quello che rimane sul mercato. Ecco perché ritorno sempre al discorso di prima, non esiste programmazione. Anche l'incasso di 700.000 euro di Baez, in un'ottica lungimirante sarebbe dovuto essere investito immediatamente, voglio dire, per l'acquisto di un giocatore forte in grado di farti fare davvero il salto di qualità. Questo non è stato fatto, poi sappiamo tutti che il bilancio di una società è fatto di entrate e di uscite, non ce lo deve insegnare assolutamente nessuno, quindi è tutta una politica che va avanti da anni purtroppo sbagliata, e speriamo anche quest'anno che ci possa andare bene per poi resettare tutto e partire davvero con delle basi completamente diverse per non stare assolutamente in ansia come purtroppo siamo costretti a fare da qualche anno a questa parte. Franco, con te volevo invece parlare di questo, visto quello che è accaduto, non si parla più del rinnovo di Trinchera. Forse perché, come insomma, già emerso nei mesi scorsi, il direttore sportivo ha già altre richieste e quindi magari un accordo di massima anche con un'altra società. Io ho sentito il presidente Guarasci quando è stato da te ultimamente. Parlava che doveva incontrarsi con Trinchera, però la società non ha fatto sapere nulla. Da quello che mi risulta sono dei separati in casa.
nel senso che Trinchera ormai ha preso una decisione, andrà via, ma quel che mi preoccupa è la programmazione, chi ci sarà al posto di Trinchera, se finirà in Serie C, che ne sarà di questo Cosenza Calcio, rimarrà Guarascio o non rimarrà Guarascio, ci darà la società o avrà intenzione di restare lui. Quindi il direttore sportivo ha fatto quello che ha fatto, non gli è stato rinnovato il contratto, aveva fatto delle richieste da scouting, l'aumento eccetera eccetera, non è avvenuto e di conseguenza rimarrà perché è un professionista fino al 30 giugno, ma da quello che mi risulta, ripeto, sono come dei separati in casa. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, chiedo ai nostri ospiti di rimanere qualche altro minuto con noi, poi vi saluteremo subito dopo la pausa. Seconda parte di Anteprima Sport, stanno arrivando diverse domande, insomma affermazioni dei nostri tifosi, ve li vado a leggere qualcuna. Non sono d'accordo con gli ospiti in studio, il calendario è favorevole, mi pare che abbiamo detto questo, sì. Franco, e non però il bisogna contrario, vincere le partite. Perché allora, nessuno ti regala niente, gli ultra sono fantastici. E poi c'è un appello di un tifoso che dice: buon pomeriggio, desidero fare un appello a tutti gli appassionati tifosi, rinviamo le proteste, avviciniamoci alla squadra e salviamoci da una giusta retrocessione. C'è anche qualcuno che dice: dopo le proteste dei tifosi contro la proprietà di Guarascio, secondo me dovrebbe trovare un nuovo acquirente e fare un appello, dicono, a una società insomma, che si occupa di acqua, e non posso fare il nome perché sarebbe pubblicità, perché il Cosenza fa acqua da tutte le parti. Insomma, ci sono pareri contrastanti, però forse l'appello, riparto di nuovo facendo il giro, visto che Antonio e Roberto ci devono lasciare, volevo sapere da loro due l'appello che ha fatto nei giorni scorsi il team manager Marulla di stringersi attorno alla squadra in queste due gare importanti, proprio per dare un segnale forte, e invece i tifosi a quanto pare hanno dato un segnale invece al presidente. Antonio, riparto da te. Ma io credo che la tifoseria del Cosenza sia vicina da sempre alla squadra, e proprio questo suo attaccamento viscerale ai colori sociali e che a chi indossa poi la maglia rosso-blu li porti a vivere sulla propria pelle, ma soprattutto in prima persona, non solo la domenica, ma tutta la settimana con la sciarpa al collo. Di più non si potrebbe chiedere. Avere una tifoseria come quella del Cosenza è di per sé una manna dal cielo, e il presidente Guarascio lo sa benissimo, lo sa il team manager Marulla, che proprio in virtù di questo attaccamento ha lanciato l'appello che tutti abbiamo riportato, che tutti chiaramente condividiamo. Di pari però mi accodo anche io a quello che hanno detto tutti gli altri tuoi ospiti. È inconcepibile che con il direttore sportivo Stefano Trinchera, io l'ho definito già da Franco lunedì, in semestre bianco, nel senso che è da gennaio che abbiamo scritto, ribadito, detto che il DS Trinchera aveva maturato l'idea di cambiare aria. Come dire, è inconcepibile che ad aprile, perché tra qualche giorno, 4-5 giorni sarà aprile, il Cosenza non conosca il futuro. E questa situazione sinceramente mi preoccupa, perché esistono delle cose che vanno bene sia per la Serie B sia per una Serie C a vincere. Franco era già in prima linea all'epoca, anche Roberto assolutamente, ma quando il Cosenza, facendo tutti gli scongiuri del caso, purtroppo abbandonò la Serie B nel 1997, si iniziò immediatamente a programmare la vittoria del campionato. Correggetemi se sbaglio, Franco e Roberto. Venne Pagliuso, esatto, c'era mio fratello all'epoca, questo. Roberto ricorderà. Scusa. Vai. Io ricordo proprio un'intervista su Ten, probabilmente, c'eri tu sicuramente, in cui il presidente Pagliuso venne e disse: cari tifosi, siamo retrocessi, me ne assumo la responsabilità, l'anno prossimo il Cosenza vince il campionato. Fu una presa di posizione molto forte. Volevo dire questo. Correggimi se sbaglio. Roberto, tu come la pensi? Intanto grazie Antonio per essere stato con noi, io ti saluto perché sei sempre, insomma, trovi sempre un po' di tempo da regalarci, e quindi ti ringrazio a priori. Grazie Antonio per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccio a tutti quanti. Ciao, grazie Antonio. Roberto, invece tu cosa ne pensi? Ma guarda che l'ambiente di Cosenza sia sempre stato stretto intorno alla squadra, e la storia lo ha dimostrato. Se poi non si può neanche fare una
giusta e civile, sottolineo civile, contestazione, beh, mi pare che siamo ancora in democrazia, quindi contestare apertamente una società, un presidente, anzi non una società, un presidente non vuol dire non stare intorno alla squadra. Però consentimi, giustissimo l'appello di Kevin all'unità, del resto Kevin sa che cos'è il Cosenza per la città, è inutile andarlo a sottolineare, però i primi segnali di unità devono venire dal massimo esponente della società, cosa che negli ultimi tempi non è mai stato fatto, perché accuse contro la tifoseria, denigrare anche la stampa, dimenticando che questa stampa ha scritto pagine importanti della storia calcistica e della nostra città. E beh, questo non vuol dire certo creare quell'unità, ma siccome da vecchio ultra del Cosenza sono d'accordo, sostengo che le società passano, resta il Cosenza, noi dobbiamo andare oltre questa situazione e cercare tutti insieme di dare il contributo affinché questo ennesimo miracolo della salvezza, perché è un miracolo, solo un miracolo ci può salvare secondo me in questo momento, possa verificarsi anche quest'anno. Poi a salvezza. Si è bloccato Roberto, non so se riusciamo a ripristinare il collegamento con lui, comunque lo ringraziamo, grazie Roberto per essere stato con noi, so che anche lui ha degli impegni improcrastinabili e quindi grazie e buon pomeriggio anche a te. Leggiamo qualche messaggio, Franco, che ce ne stanno arrivando tantissimi. Prego, prego. Buon pomeriggio, carissimi giornalisti di studio, gli errori di Occhiuzzi e Guarascio, detto Grumiro nato, se si retrocede devono sparire tutti e due perché in Serie C non ci andrà più nessuno, questo è certo, siamo stufi, se questo è calcio, meglio sparire dal calcio, questo è il parere di un tifoso. Allora, ce ne sono altri, salve, dopo la protesta dei tifosi contro la proprietà, abbiamo detto quello del Cosenza fa acqua da tutte le parti, consiglio al caro Roberto di provare, riferito a Roberto Chiuzzi, il modulo 433 con tremolata dietro le punte, Trotta e Iozzi. Poi ancora la cosa abominevole, sapete cos'è? Che Guarascio ha una faccia che non si scompone davanti a tutte le critiche, come un muro andasse via alla Mezia e non metta più piede a Cosenza. Questo è il pensiero di qualche altro tifoso. Non contesto la contestazione, scrive un altro nostro telespettatore, tutt'altro contesto però il momento, al momento conta solo vincere le partite, il resto per me è rimandato al 7 maggio, a quella data allora sì una fortissima contestazione nel caso non dovessero arrivare i risultati. Insomma, ci sono pareri contrastanti, Franco, come giusto che sia in questi casi, però diciamo che il parere di tutti è quello di stringersi in queste due gare ravvicinate attorno alla squadra e vedere insomma quello che succede, anche perché Occhiuzzi, se non ricordo male, proprio nell'ultima conferenza stampa ha detto io ci credo, l'anno scorso ero l'unico a crederci, sì, e i risultati mi hanno dato ragione. L'ho riportato pure io sul Corriere dello Sport, è l'ennesima sfida di Occhiuzzi, perché in effetti lui crede in questa squadra, ma probabilmente c'è qualcuno che non crede in Occhiuzzi in questa squadra, da quello che sono riuscito a capire, perché insomma ci sono dei giocatori, io ho visto e vedo tantissime partite di Serie B, ma ci sono le altre squadre che vanno a 1000, Caranni, il Brescia, la Salernitana, ho visto Ascoli Cremonese, l'ho detto al replay l'altro giorno, ma da noi ci sono alcuni giocatori che passeggiano in campo, quindi c'è qualcosa che non va, evidentemente i dettami di Occhiuzzi non vengono recepiti. Certo, non vengono perché io ho visto anche la partita di Reggio Emilia e sono rimasto allibito. Sono rimasto allibito di Vera, di Conè, di Tremolata stesso, che ha concesso un'intervista a Pianeta B in cui ha parlato di una situazione molto difficile, dice non ho potuto dare, ha fatto un'autocritica, quello che magari si aspettavano i tifosi, non riesco a capire cosa mi succede, spero di dare il contributo da qui alla fine del campionato, anche se la situazione, diceva, è molto molto difficile. Per cui è anche la squadra che deve darsi lo spogliatoio, bisogna fare sinergia col tecnico, con lo staff, perché se il Presidente ha voluto mantenere Occhiuzzi sta facendo di tutto e di più, ovviamente dovrà dare ancora
il meglio di se stesso in queste ultime 8 partite, però l'altro meglio lo devono dare i giocatori che vanno in campo, perché non è possibile. Io ho visto anche ieri sul Corriere dello Sport, c'è un'inchiesta sull'Ascoli, sono tutti gasati, con Sottil, praticamente dichiarano di venire a Cosenza nonostante l'assenza di Dionisi perché è squalificato per vincere, ma io gradirei anche da parte dei giocatori rossoblù praticamente, come dire, un tutt'uno, una sinergia, fare quadrato, perché evidentemente c'è stato qualcosa che finora non ha funzionato per il meglio, dico io. Allora sì, al bando le polemiche, come giustamente dice qualche telespettatore, per carità, si faranno poi alla fine, però le analisi vanno fatte, Caranna, vanno fatte, perché è una squadra che in casa ha vinto una sola volta. Se ha vinto una sola volta bisogna chiedersi il perché. Se ha vinto 3 volte in trasferta, meno male, bisogna chiedersi il perché. Se è il peggior attacco del campionato dietro al Pescara, bisogna chiedersi, ne abbiamo parlato prima, il perché. Quindi sono tutte situazioni che vanno praticamente analizzate nel migliore dei modi, nel più presto, come dire, nel più breve tempo possibile, proprio per evitare delle brutte cadute. Antonello, i tanti messaggi che ci stanno arrivando. Io guardando proprio il prossimo turno vedo che c'è anche questo Frosinone-Reggiana, quindi perché non approfittare anche di questo scontro diretto per cercare di vincere in casa proprio con l'Ascoli e sperare magari, non lo so, in una X nel risultato fra queste due squadre, ecco. Io chiarisco, un conto è come ricordare al Presidente Guarascio che esistono anche tifosi e che forse la comunicazione andrebbe fatta in maniera diversa. Un'altra cosa è ovviamente fare tutt'uno, essere tutt'uno con la squadra e tifare. Questo non mancherà certamente, anzi sono sicuro che in queste 2 partite prossime che giocheremo ci sarà anche tifosi fuori dallo stadio, no? Come è già successo nel derby con la Regina. Quindi sotto questo aspetto non è questo il problema è capire poi se il Cosenza che cosa farà in queste 2 partite. Io sono molto fiducioso sul fatto che comunque noi lo spareggio alla portata tranquillamente, perché ci siamo già in quella posizione. Vabbè, al di là di quello che dice l'Ascoli, anche il Vicenza, se non sbaglio, aveva fatto questa dichiarazione bellicosa, no? Il Vicenza poi... Ma se non sbaglio il rigore, il Vicenza vince a Cosenza 2-1, un uomo in meno, Antonello, Sì, però l'abbiamo complicata noi la partita, chiaramente. Però, voglio dire... noi dobbiamo capire con queste 2 partite, come dicevo prima, se riusciamo a salvarci direttamente, quindi l'ennesimo miracolo, oppure aspettare la fine del campionato, cercare di fare qualche punto e poi giocarcela tutte agli spareggi, perché se non riusciamo nemmeno a fare gli spareggi, allora lasciamoci perdere. Speriamo che non sia così. Andiamo a leggere qualche altro messaggio, perché sono tante le domande che ci arrivano. Franco, perché già abbiamo una banda di squadra e passi la contestazione alla squadra, ma contestare frontalmente la presidenza per me è destabilizzante verso una squadra che già fa per sé, già di per sé non brilla. Non condivido le tempistiche dei tifosi nel fare una contestazione alla società con una squadra in piena bagarre, lo trovo inopportuno e soprattutto già la squadra non è una squadra con personalità. Questo clima non può che peggiorare la situazione, scrive qualcun altro. Il Cosenza sembra una macchina bloccata alla 3ª marcia dal mese di dicembre. Confermare Occhiuzzi è la migliore soluzione, prendere un allenatore per 8 gare non ha senso. Le 10 partite del post lockdown ci hanno ingannato un po' tutti, ma se ci salviamo, scrive qualcun altro, cosa remota, il prossimo anno sarà sempre così, allora meglio sparire dal calcio. C'è anche chi è pessimista. Salve, ma il Presidente non si potrebbe collegare in diretta per una volta nella sua esistenza, confrontarsi con il massimo della trasparenza? Non credo che, insomma, all'ultimo momento il Presidente è già impegnato di suo. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui in qualche modo. Caranna, ma il 4-3-3 di una volta non è più proponibile, scrive qualcuno. Quindi, insomma, contestano anche il modulo al mister. A cosa serve protestare adesso? Basta con questo
questo rinnovo a Trinchera, maggiore responsabile di questi risultati. Perché parlare del presidente? Parlate dello spareggio con l'Ascoli, ne stiamo parlando. Allora, caro segreto, se non corrono non c'entra Occhiuzzi, ma il preparatore, c'è chi se la prende anche con il preparatore atletico. È normale che sia così, perché lo vediamo tutti, insomma, è una squadra che gioca 20-25 minuti nel primo tempo e un quarto d'ora 20 minuti nel secondo tempo. È una squadra che mentalmente in questo momento non c'è, ha difficoltà, quindi bisogna aiutarla. Aiutarla come? Aiutati che Dio ti aiuta, si dice. Noi sono loro in campo che devono aiutare l'allenatore e non metterlo in crisi, non farlo andare nel tritacarne, perché dispiace a tutti quando poi un allenatore giovane come Occhiuzzi va nel tritacarne dei social. Perché? Perché si dice che è in confusione, che non riesce a fare i cambi giusti, eccetera, eccetera. Potremmo dire chissà quali altre cose, però la vittoria è la migliore medicina. Vengo alle parole di quella signora, di quel telespettatore. La partita con l'Ascoli è una partita da vincere, perché abbiamo avuto anche Nicola Binda della Gazzetta dello Sport la settimana scorsa e quella precedente con Tullio Calzone, il caporedattore del Corriere dello Sport, che dicevano che almeno bisogna fare 4 punti nelle 2 partite in casa. 6 sarebbero il top, ma 4 comunque, come diceva Antonello, l'amico Antonello Aprile, ti porterebbero eventualmente ad un discorso di play-out, al quale io penso la mente dei tifosi è già indirizzata. Noi ci auguriamo tutti che il Cosenza possa arrivare alla salvezza diretta, però Anna devi considerare che il Pordenone ha 34 punti, quindi ci sono 5 punti di differenza, con una partita in meno per il Covid, poi va a Brescia mi pare, poi c'è un'altra trasferta e questo potrebbe essere importante, ma sempre che il Cosenza riesca a vincere con l'Ascoli e bissare poi il risultato con la Cremonese. Pensare innanzitutto in casa propria e poi guardare bravissima, a quella e che poi è la vedere eventualmente classifica. gli altri, perché se tu batti l'Ascoli praticamente te lo tieni giù, ma notevolmente, un punto ce l'hai, più 3 sono 4. Ma nel caso inverso dovesse l'Ascoli fare il risultato a Cosenza, allora sarebbero veramente dolori pesanti. Antonello, ti vado a leggere qualche altro messaggio così lo commento con te. Dottor Segreto, sono d'accordo con lei, i giocatori non hanno la giusta cattiveria, 3-4 camminano nel campo, uno di questi è Tremolada, quanto scrive un altro telespettatore. Dobbiamo stare uniti per salvaguardare la Serie B, ma una domanda ai giornalisti: risulta vero un interessamento del gruppo della Valle per rilevare il Cosenza Calcio? Si dice che vogliono rientrare nel calcio, noi al momento non abbiamo di queste notizie. C'ho altri rumors io, quelli della Valle ma proprio della Valle no. ancora non ci sono della arrivati. Valle no, ma altri rumors sì. Siamo sicuri che Occhiuzzi sia gradito allo spogliatoio o lo sia solo dai vecchi? Perché ogni partita puntualmente deve entrare Corsi? Perché deve giocare sempre Carretta? Ci sono 26 giocatori, è ora di fare giocare chi merita. Antonello, cosa ne pensi? Ma volevo un attimo tornare alla situazione lì che ha evidenziato prima un tifoso sul fatto della contestazione. Qua io contestazione non ne vedo. Se poi intendiamo una contestazione, se poi intendiamo la contestazione, qualche frase sui social, allora dai, il calcio è anche questo, no? Quindi voglio dire, non è contestazione questo, non è un clima negativo. I giocatori sono appunto calciatori professionisti, sanno già che se non fanno punti, se perdono partite, qualche fischio virtuale poi tra l'altro se lo possono beccare, no? E quindi voglio dire, non è questo il problema poi incominciare a fare punti, come diceva Franco. Guardate che con l'Ascoli noi all'andata 3-0 ci abbiamo vinto, partita in trasferta, sì, con l'ottima prova, se vi ricordate, di Sueva. Sì. Voglio dire, se dobbiamo fare 4 punti, io preferirei non perdere, ovviamente, è logico, contro l'Ascoli, però guardate che il pareggio non è poi un risultato da buttare, poi sicuramente ci saranno polemiche e tutto, ma teniamo basso l'Ascoli. Ed è ovvio poi che con la Cremonese hai solo un risultato esatto. Solo 3 punti, però con l'ottica che se tu
riesce a arrivare un punto in più rispetto alla Reggiana, quindi al quintultimo posto, e a te poi gli spareggi ti bastano 2 pareggi per rimanere in Serie B, perché c'è la regola della posizione in classifica più vantaggiosa, e quindi voglio dire c'è anche questo aspetto, quindi non è proprio ipercritica. Tonello, scusami, ma per venire al discorso delle contestazioni, noi stamattina sul Corriere dello Sport abbiamo scritto Cosenza, abbiamo titolato Cosenza e Reggiana ad alta tensione, perché mentre a Cosenza ci sono stati degli striscioni, eccetera, e come giustamente dicevi tu, e diceva anche l'amico Roberto Barbarossa, collega di Tutto Sport, in maniera civile, a Reggio Emilia purtroppo ci sono stati degli atti vandalici nei confronti dei calciatori e delle autovetture dei calciatori. Che noi condanniamo, stigmatizziamo, perché non si può arrivare a quel clip. E siamo a Reggio Emilia, signori miei. Quindi voglio dire, insomma, c'è differenza tra quello che è successo a Cosenza e quello che è successo purtroppo ai noi a Reggio Emilia. No, perché dicono sempre, no, sento sempre questo ritornello che Cosenza è una piazza caldissima, caldissima, però poi alla fine, quando ci sono situazioni così critiche, si fa sempre una contestazione molto civile e oserosa, no? Io ricordo, oltre che Reggio Emilia, fatti recenti, anche a Foggia c'erano stati eventi. No, ma si parlava di una piazza del nord per dire che magari non c'è questa grande passione come può esserci al sud, Antonello. Era quella la differenza. Sì, passione sì, però voglio dire, è il calcio questo, è chiaro, no? Certo, buongiorno, non dobbiamo dare alibi ai giocatori contestando Guarascio, ora niente polemiche, a fine anno si vedrà, ancora inopportune le polemiche, ci salveremo all'ultimo ma ci salveremo, insomma, il nostro augurio. Ottimismo da parte anche dei tifosi, se dobbiamo giocare con il trequartista, sia esso Tremolado, i Balulì, andiamo nelle cose tecniche, deve fare la differenza per tutti i 90 minuti, altrimenti non è meglio con un centrocampista il più o un attaccante esterno veloce come Sacco e Sueva? Allora Anna, io ho risposto già al replay la settimana scorsa a questa domanda tecnico-tattica, che poi sono quelle che mi interessano di più, per la verità. Io ho sempre detto che il Cosenza avrebbe dovuto prendere come esempio la Lazio di Inzaghi, di Simone Inzaghi, con un 3-5-1-1, per quanto mi riguarda, per carità è la mia idea, con un Tremolada sottopunta a fianco di un Bacogo, di un Liozzi, Trotta, insomma, chi poi avrebbe deciso di volta in volta Occhiuzzi, avere un centrocampista in più, proprio per evitare di andare in sofferenza giocando con un centrocampo a 2, il più delle volte se incontri un 4-3-3, un 3-5-2, eccetera, eccetera, puoi andare in difficoltà a centrocampo. E spesso abbiamo visto che durante le partite poi il buon Roberto Occhiuzzi modola, cambia e mette di solito un centrocampista, come è successo anche poi praticamente a Vicenza, a Reggio Emilia nell'ultima gara pareggiato 1-1. Franco, a proposito di Tremolada, quindi scusami, io sono per il 3-5-2, 3-5-1-1, sono d'accordo col telespettatore. C'era quella notizia che, se non sbaglio, su Tutto B, ho guardato un po' di siti. Pianeta B. Pianeta B, che parlava appunto di queste dichiarazioni di Tremolada, che diceva forse anche le mie prestazioni, tra virgolette, sottotono, sono figlie dei risultati, insomma, del... Sì, forse perché lui si aspettava qualcosa di diverso dopo aver esordito benissimo a Monza e contro a Chiavari Collentella, dove insomma aveva segnato, quindi si aspettava qualcosa di più. Poi anche lui si è lasciato trascinare, come dicevi tu Anna, dal mese di dicembre in poi, in questo difficile percorso del Cosenza, e quindi ha fatto un'autocritica da ammirare, dicendo che io per prima avrei dovuto, mi riferisco a Tremolada, dare di più, non ci sono riuscito, spero di farlo in queste ultime 8 partite di campionato. È una corsa difficile, si riferiva alla salvezza diretta, ma ci proveremo con tutte le forze. Quindi questo è l'assunto delle dichiarazioni dell'ex Pordenone. Faccio un appello ai tifosi, scrive un altro telespettatore, nel rispetto delle regole per il virus, rechiamoci allo stadio e facciamo sentire il nostro calore. E questa sarebbe una bella cosa. Magari distanziati a 2 metri di distanza l'uno dall'altro. Ma lo fanno a Genova, l'hanno fatto a Torino, l'hanno fatto a Cagliari, lo fanno dalle piazze che in questo momento hanno grandi difficoltà.
Purtroppo il nostro Presidente in questi anni non ha capito che bisogna investire nel settore giovanile, è l'unico modo per garantire continuità e stabilità, questo lo scrive Roberto. Ci mancano 4 punti con i pali di Salerno e Reggio Emilia, oltre quello di Vicenza. Volete sapere il risultato con l'Ascoli? Pareggio come sempre e finisce il film, questo scrive un altro telespettatore. Signor Segreto, ci può dire questi rumors? Rumors, a quanto ho capito, Franco, che riguardano insomma qualche imprenditore sembra che i rumors sono che ovviamente sembra che ci sia qualcuno interessato al Cosenza, poi bisogna vedere se si tradurrà in fatti reali, insomma. Sì, perché sono tante volte, insomma, abbiamo esatto, abbiamo ascoltato, abbiamo sentito, io sono interessato, poi in concreto, il Presidente Guarascio poi è stato onesto da quello te, che ha detto il Presidente, in concreto non se n'è fatto... A dire poi quando dice a me nessuno mi ha chiamato. Buonasera a tutti voi. In questo momento così delicato e decisivo, una società forte che vuole mantenere la categoria a tutti i costi dovrebbe inserire e sbandierare un corposo premio salvezza. Io ci credo, forza lupi sempre, questo dice un telespettatore, ma i premi salvezza, insomma, siccome si tratta di premi che non vengono resi diciamo nel 730, come si dice, dei calciatori, allora quelli sono accordi che avvengono fra il Presidente e i giocatori e quindi non ce lo verranno a dire mai. Non ce lo verranno a dire mai. Salve, ricordatevi che arrivando quintultimi con 5 punti sulla quartultima troveremmo una salvezza diretta. Capisco che sarebbe un'ipotesi molto difficile, ma vincendo le 2 partite in casa non impossibile. Crediamoci tutti e rimaniamo nella stessa direzione. Buon pomeriggio, credo che dovremmo darci tutti una calmata, scrive un altro telespettatore, ci siamo talmente incarogniti che spaliamo odio su ogni cosa, abbiamo davanti queste 8 partite, giochiamole sul campo e non sui social, poi si vedrà. Un'ulteriore domanda, si conoscono le condizioni di Mbakogu e quando dovrebbe tornare a disposizione? Sai qualcosa in più, Franco? Tu? Allora sì, noi sappiamo che praticamente per quanto riguarda gli infortunati dovrebbero essere disponibili già dal 2 aprile, il giorno di San Francesco, la partita contro appunto l'Ascoli, sia Crecco che Gli mentre per quanto riguarda Ba e Mbakogu ci vorrà praticamente intorno alla partita, alla trasferta di Venezia, quella che hai letto tu, del 9 aprile alle ore 19. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Terza parte di Anteprima Sport, stavamo leggendo tantissime altre domande che arrivano, non so se è rimasto con noi in collegamento Antonello, sì ti vedo in bassa frequenza. Allora, dobbiamo uscire da questa malattia, oltre il Covid occorre sconfiggere la pareggite cosentina, c'è un buon dottore che possa preparare un buon vaccino? Antonello, tu lo conosci un buon dottore? A parte gli scherzi. Fare un gol più dell'avversario, questa è la cura che bisogna fare. Io sono sicuro che queste 2 partite diranno molto di positivo per il futuro del Cosenza e non dimentichiamo che l'ultima partita dovremmo andare a Pordenone, quindi voglio dire ce la possiamo giocare. Certo, dobbiamo fare almeno 11-12 punti in 8 gare, questo è scontato, e sono altrettanto sicuro che il Pordenone non andrà oltre i 40 punti. Lì c'è una situazione di Covid. Molto pesante, quindi giocatori che poi dovranno recuperare. Se noi andiamo diritti come un treno possiamo raggiungerli proprio appunto per lo scontro diretto che ci sarà all'ultima partita. C'è qualcun altro che scrive, ma le partite alcuni tifosi le vedono, criticano per antipatia o simpatia? No, non credo che sia così, perché anzi i nostri tifosi sono sempre molto competenti, ci scrivono hanno il palato sui fine. moduli. Ok, sono io il primo a dire che Corsi non è Cafù, però per onestà intellettuale a Reggio Emilia è subentrato giocando abbastanza bene rispetto invece ad un Gerbo insufficiente. Ricordo pure che Corsi ha segnato un gol pesantissimo. Ma qui il problema è dell'impegno della squadra, perché anche nel comunicato degli Ultra 1978 Curva Sud di ieri si parla di impegno della squadra, di sudare la maglia, quindi ci sono dei giocatori che tecnicamente non saranno al top, però sudano la maglia,
altri invece no, e questo l'abbiamo visto tutti, lo vediamo tutti. Mi Abbiamo auguro visto. che, come diceva Antonella e come dicono i nostri tifosi, sto vedendo tantissimi messaggi che stanno arrivando, complimenti Anna per la trasmissione intanto, perché tengono alla squadra. Questa Serie B non si vuole perdere assolutamente, è un patrimonio veramente importante, perché poi riguarda tutto il discorso della provincia di Cosenza, non solo la città di Cosenza, sarebbe veramente una tragedia. E È quindi un patrimonio per tutti. esatto, perdere la Serie B sarebbe qualcosa di pesantissimo. È noto questa passione, questo calore, questo affetto, questo amore dei tifosi nei confronti della maglia rossoblù, come per dire aiutateci, noi siamo con voi, però date in campo quello che dovete dare, il meglio di voi stessi. Caro Chiuzzi, tu sei uno molto bravo, dai il meglio di te stesso perché vogliamo ripetere l'impresa della scorsa stagione. E questo è l'assunto che viene fuori praticamente da tutti questi messaggi. E quindi Franco, io non voglio insomma, essere fraintesa, però sono d'accordo con quel tifoso che dice magari nell'ultima sfida, cioè quella con l'Ascoli, andiamo tutti allo stadio, facciamo sentire il calore alla squadra per far capire che noi comunque siamo con loro, li sosteniamo in un momento così delicato, in modo da infondere quella fiducia che magari Giusto. in questo momento manca. Ma lo ripeto, l'hanno fatto a Reggio Calabria, l'hanno fatto a Genoa prima del derby, l'hanno fatto a Cagliari, lo stanno facendo in L'hanno quelle fatto piazze. anche i nostri tifosi prima del derby. Vedi, se la non ricordo Regina male. si è tirata fuori proprio per questa unità di intenti. È vero che ha cambiato allenatore, sono cambiati 10-11 giocatori nel mercato invernale, però si sono dati una regolata e sono andati tutti in una unica direzione. 37 punti, una vittoria, la Regina è fuori. Certo. Il premio salvezza lo vuole Guarascio, altro che premio, ma ancora non avete capito che soggetto è Guarascio, allora di cosa parliamo? Se rimane Occhiuzzi fino a giugno retrocedono Entella, Pescara, Reggiana e Cosenza, questo scrive un altro nostro telespettatore, Ascoli e Cremonese si salvano. Non ho capito, puoi avete ripetere, visto se come rimane giocano? Occhiuzzi ci dà per retrocesso? Sì, se rimane Occhiuzzi fino a giugno retrocedono Entella, Pescara, Reggiana e Cosenza. Quindi tira fuori l'Ascoli. Ascoli invece e Cremonese si salvano, certamente avete visto come giocano, che volano. Guarda, allora, chiudiamo questo capitolo con il Cosenza e diciamo che ognuno adesso deve guardare il proprio orticello, il Cosenza deve giocare queste due sfide con il coltello fra i denti, poi tireremo le somme nelle prossime settimane. Saranno fondamentali le prossime due partite, lo ha detto bene Antonello prima, l'avvocato. Parlando invece della Regina, Franco, la Regina giocherà questa sfida con il Venezia, poi due trasferte, noi due gare casalinghe, mentre loro sono attesi da due trasferte, prima a Venezia e poi a Cittadella. C'è stato il pareggio con il Chievo che comunque sia, dopo la sconfitta con il Brescia, ha dato un'ulteriore fiducia alla squadra di Baroni, anche perché non ha giocato benissimo la sfida con il Chievo, però c'è stato quel gol del Tanque, ha tirato fuori questo gol di testa dal cilindro che ha regalato un punto e quindi ha permesso alla Regina di rimanere al momento fuori dalla zona calda della classifica. No, perché il calcio è strano davvero. A Cosenza quel tiro di Gliozzi è urtato prima sul palo interno alla destra del portiere Venturi, poi alla parte interna di sinistra è uscito fuori Canotto del Chievo Verona, è un ragazzo di Rossano che io stimo molto perché è un valido esterno, ha fatto la stessa cosa a Reggio Calabria, ha preso un altro palo e lì il pallone di entrare non ha voluto saperne. Al di là di questo, insomma, la Regina poi è riuscita a recuperare il gol di Giorgevic e, come dicevo prima, si è messa a 37 punti. È una squadra quadrata, la Regina, è una squadra che gioca un buon calcio. Oltretutto Baroni si è fatto arrivare quei giocatori che lui aveva segnalato al direttore sportivo Taibbi e di conseguenza, insomma, arriverà a una tranquilla salvezza, dico io. È pur vero che la Regina era partita con altre ambizioni, ascoltando anche inizialmente le dichiarazioni del presidente Gallo, il quale poi ha corretto la sua posizione dice sì, forse abbiamo sopravvalutato tutto un po' la situazione, ai tempi di Toscana, eccetera, eccetera. Poi si sono resi conto, Caranna, che la Serie B è un campionato molto importante, è un campionato difficile, è un campionato lungo, stressante, non è per quelli praticamente che, come dire, vanno subito nel pallone. È un campionato, in squadra ci vuole gente di carattere, specialmente nelle situazioni in cui si trova il Cosenza. Devi essere caratterialmente forti, altrimenti non ce la fai. Altrimenti non ce la fai. Quindi la Regina, secondo me, arriverà tranquillamente è già arrivata alla salvezza.
Antonello, tu cosa ne pensi di questa Regina che comunque ha cambiato 11 giocatori in questo calciomercato, ma che comunque è riuscita a imprimere quell'accelerazione che serviva per uscire fuori dai play-out e magari, che ne so, guardare anche con un occhio diverso ai play-off? Ma la Regina ha capito in tempo che non bastano i nomi per fare bene in Serie B, perché avevano presentato Menez come il giocatore simbolo della squadra e poi si è visto che alla fine è il gruppo che è venuto fuori, no? Con giocatori che magari danno più velocità, più intensità e quindi questa è stata sempre così la Serie B, quindi bisogna sacrificarsi, tanta corsa e si ottengono i risultati. Quindi la Regina ha ormai i punti, il grosso l'ha fatto, diciamo così. Gli manca qualche punto e potrà conservare la categoria. Per arrivare ai playoff sicuramente ci deve essere un altro tipo di intappolatura. Ci sono tanti messaggi che continuano ad arrivare, Franco. Io ne leggo qualcuno. Di sicuro noi tifosi dobbiamo stare vicinissimi alla squadra, si parla sempre del Cosenza. Anche io sono per accoglierli prima della prossima partita, ma anche prima delle successive. Guarascio fissasse un premio economico per la salvezza e ci mettesse di più la faccia, senza mezze verità e frasi fatte. Forza Lupi, uniti si vince, scrive un nostro telespettatore. Come mai nessuno vuole il Cosenza eppure il pubblico ogni partita sono 15.000 spettatori? No, noi non abbiamo detto che nessuno vuole il Cosenza, abbiamo detto che sono tanti i rumors, poi bisogna vedere in concreto se queste... No, dico che se ne parla, si chiacchiera, però in effetti bisogna vedere che cosa c'è di concreto, Anna. Piuttosto mi è arrivata una dichiarazione di Dionisi, Anna dell'Ascoli, sì, che è un momento di riflessione anche con l'avvocato Aprile e con te e con i nostri telespettatori. Dionisi, che non ci sarà, meno male perché è squalificato, dice: è complicata per tutti la salvezza. Lo dice Dionisi, che ha vinto il campionato col Frosinone dalla B alla A, e uno che ha giocato, e Antonello si ricorderà come tu del resto, ha giocato in Serie A, quello che voleva il Cosenza, se ricordi, e io mi sono battuto per avere insieme a tanti altri colleghi, dico: ma pigliamo Dionisi, un giocatore importante, pronto, ha anche esperienza in Serie A. Dice: la salvezza è complicata per tutti, l'unica cosa che possiamo fare è allenarci per curare ogni piccolo dettaglio, dall'alimentazione, Anna, in poi. Sappiamo che è importante la partita di Cosenza, come lo saranno le altre che seguiranno. Giocheremo partita dopo partita senza porci dei limiti. Noi siamo una squadra che non merita, quindi l'Ascoli, di retrocedere, ma lo dobbiamo dimostrare passo dopo passo sul campo. Mi pare che siano delle dichiarazioni importanti e delle situazioni, voglio dire, che fanno riflettere. Dall'alimentazione in poi, ha detto ai suoi compagni. Quindi bisogna... sono giocatori di professionisti. Ha capito che voglio dire? Ecco, Cosenza avrebbe bisogno di giocatori tipo il Dionisi, che suona la carica per i suoi, per dire: amici carissimi, è difficile la situazione dell'Ascoli, ce la giocheremo, però curiamo ogni dettaglio, a partire dall'alimentazione, ha un suo significato. Quindi non andiamo fuori a cena, non facciamo questo, non facciamo quell'altro, non facciamo reunion, però cerchiamo di fare una vita da atleta. Soprattutto magari i pranzi di Pasqua, Antonello. Che guardate che è difficile, Anna, perché a Pasquetta giocheremo. Antonello, che stavi dicendo? Continua. No, volevo appunto evidenziare che il cammino di queste squadre coinvolte in bassa classifica, no? Noi, Ascoli, Reggiana e anche Pordenone, se andiamo a vedere le 8 partite scorse, no? Per compararle con le 8 rimanenti, e allora quella che ha prodotto di meno è stato il Pordenone con soli 5 punti, mentre le altre 3 si equivalgono, chi 7 chi 8, quindi voglio dire, anzi è la Reggiana che ha fatto 8 punti in 8 gare, mentre noi e l'Ascoli 7. Quindi voglio dire, secondo me partiamo tutte lì allo stesso punto, e chi riuscirà a ritrovare la giusta condizione psicofisica dopo questa sosta sicuramente farà bene. Questo è il nocciolo. La condizione mentale sarà quella importante, Antonello, perché poi quando la mente è al top le gambe girano, viceversa è un po' difficile.
Siamo tutti ai nastri di partenza, è come se ricominciasse adesso il campionato, adesso bisogna mettercela tutta per centrare questa salvezza. Buonasera, sono pienamente d'accordo con Segreto sul modulo 3-5-1-1 da adottare, purtroppo il mister ha scelto un modulo che non quadra. Lasciando sempre la difesa a 3, perché la difesa a 3 Occhiuzzi non la cambierà mai, insomma, la cambierà o come l'ha cambiata qualche volta in corso di gara, passando a 4 se devi recuperare, però diciamo che nel suo DNA c'è la difesa a 3. Segreto, ti assicuro, a Reggio Emilia se andavamo 2-0 la pareggiavano ugualmente perché abbiamo una squadra senza anima. Non sono d'accordo perché insomma è una squadra che deve ritrovare fiducia, Canan. Certo. Ecco, se con l'Ascoli infila una buona partita, una buona prestazione e vi verrà fuori come tutti ci auguriamo una vittoria, allora a quel punto potrà scattare la scintilla e quindi anima o non anima, insomma. La migliore medicina sono i 3 punti, lo dicevi il grande Lidolm, fa passare qualsiasi malattia. Io volevo dare un attimo un'occhiata, so che insomma mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione, abbiamo parlato tantissimo di Serie B e era il momento insomma di fare un bilancio sulla situazione. Io volevo anche fare una battuta sulla Serie A perché c'è il Crotone che ormai insomma danno quasi tutti per condannato alla retrocessione, davvero lì servirebbe un miracolo, Franco. Sì, dopo la sconfitta interna vinceva 2-0, lì poteva come dire, cullare qualche piccolo sogno se avesse portato a casa la partita contro il Bologna. Così non è stato perché si è fatto rimontare addirittura dal 2-0 al 3-2 finale, ma il Bologna è una squadra onestamente molto più tecnica, con gente magari di qualità. È pur vero che il Crotone ha accusato tante defezioni quest'anno in mezzo al campo. Luca Chiso ci mostra la classifica. Mi riferisco a Cigarini, ex Cagliari, che insomma ha avuto un infortunio abbastanza lungo, così come Benali che entra a singhiozzo poi esce. Però nonostante il cambio di allenatore, Cosmi ha preso atto di quella che è la situazione, dice adesso giocheremo con la mente sgombra e porteremo a casa quanti più punti possibile, poi il prossimo anno si vedrà. Gli è stato anche chiesto dai colleghi se lui pensa ad un discorso per il prossimo anno, ha detto assolutamente non ne abbiamo parlato con la società, sarà la società a decidere, dice ma io ho un contratto fino al 30 giugno, penso che insomma forse vedremo il miglior Crotone in queste 10-11 partite perché giocheranno con la mente libera e scenderanno in campo senza il peso di quella responsabilità di un'eventuale salvezza. Però poi c'è questa sfida che si giocherà il 3 di aprile con il Napoli. Il Napoli, a Napoli. Insomma, è in ottima forma, in ripresa. Noi fa piacere perché c'è un tecnico calabrese che allena il Napoli. Validissimo per me, nonostante le critiche. Per il Crotone, però, insomma. Nonostante le critiche che gli sono provute addosso, a Gattuso è un ottimo allenatore, insomma. Ottimo. Cosa ne pensi, Antonello, di questo Crotone? Può secondo te ancora pensare alla salvezza oppure è già condannato alla retrocessione? Ma nel calcio ci possono essere i miracoli, no? Noi non ne sappiamo bene, il problema nostro è che noi andiamo a cercare il miracolo, non proprio di proposito, però quindi è difficile, ma il Crotone ci tenderà. Quest'anno però c'è da dire che le 3 neopromosse, Spezia e Benevento, hanno fatto un grandissimo campionato e quindi si trovano in bassa classifica squadre strutturate in un certo modo, Torino, Cagliari, Parma. Non parliamo del Cagliari. Vabbè, c'è Franco, purtroppo è lì, quindi sono quelle annate che non riesci a spiegarti, caro Antonello, perché il presidente Giulini finalmente aveva costruito una squadra per dare maggiore soddisfazione ai tifosi dell'isola e purtroppo il Cagliari come il Torino si trovano a recitare, come dire, un discorso per la salvezza. Però sono sfruttati in un certo modo con giocatori che comunque hanno tante presenze in Serie A e quindi è ancora più dura la parte del Crotone. Sì, perché poi è difficile entrare nel discorso. Parti per un obiettivo, in corso d'opera ti ritrovi a lottare per un altro obiettivo che è quello di evitare la retrocessione e lì vai nel pallone. Se ci è andato Nainggolan, Godin, l'unico forse è Joao Pedro per parlare del Cagliari, no? Che magari si mantiene su determinati livelli, però nel calcio ci sta, è difficile uscirne.
È e difficile. poi ci sono tutte queste sfide che bisogna recuperare in Serie A, però io una battuta anche sulla Serie C la voglio fare perché si giocherà questo weekend, il 28 ci saranno le partite di Serie C, non so se possiamo vedere anche la classifica per quanto riguarda la Serie C e anche il prossimo turno, c'è la Ternana in testa saldamente con ha vinto 75 poi oltretutto punti, ormai nell'infrasettimanale, possiamo ormai dire in che B. già con un piede in Serie B. Complimenti a Cristiano Lucarelli, al nostro amico che è già in Serie B. Certo, Avellino a 60, il Catanzaro è ritornato terzo in classifica dopo questa bellissima vittoria con il Bari, la Juve Stabia a 49, il Foggia a 47, Catania 46, Teramo 42, Casertana 41, Palermo 39, Viterbese 35, Monopoli, Francavilla e Turris a 34, 31 il Potenza, la Vibonese a 28, Paganese 27 e Bisceglie 24 e la Cavese a 16 punti. Avellino Francavilla, Francavilla sappiamo benissimo che è stato esonerato l'allenatore che è Brunello Trocini, a cui insomma vanno i nostri saluti, la nostra solidarietà perché c'è stato tanti anni lì a Francavilla, quindi insomma una retrocessione inaspettata, ho sbagliato, un esonero inaspettato. Brunello ha fatto tante parole, ha detto sui social tante parole proprio per salutare la città e l'ambiente, quindi insomma ci dispiace quando ci sono per la verità non l'abbiamo capito, Anna, fatto sta che hanno cambiato allenatore, al posto di Brunello Trocini è arrivato Longo e hanno vinto la prima partita in trasferta, quindi o era lo spogliatoio, si era rotto qualcosina nello spogliatoio probabilmente o col presidente stesso, però onestamente ha colto tutti di sorpresa perché a Trocini era stato chiesto la salvezza. La Virtus Francavilla era 3 punti sopra la zona play-out, insomma un esonero mi è sembrato, fosse stato nei play-out si poteva giustificare, ma sopra i play-out un caro saluto a Brunello che insomma è, come dire, è inseguito da un bel po' di società perché è un allenatore molto serio. Un allenatore valido. Bari Paganese, Bisceglie Ternana, Cavese, Mi dicevi di Avellino e di Catanzaro, lì abbiamo Braglia, Calabro, vabbè, Braglia è uno scafato della categoria, il Catanzaro è venuto fuori alla grande con Calabro, che poi è l'uomo di Trinchera che lo aveva a Francavilla, da Francavilla l'aveva portato a Carpi e poi guarda caso a Catanzaro con Massimo Cerri che salutiamo. Sta facendo un ottimo campionato, secondo me nemmeno il Bari ce la farà quest'anno. Secondo me vedo bene sia l'Avellino che il Catanzaro per un playoff. Per i playoff, insomma questi playoff che il Catanzaro finalmente speriamo che insomma li raggiunga presto, però quello che ci preoccupa è un po' forse la classifica della Vibonese, la vediamo un po' troppo bassa in classifica, una serie di pareggi che mister Roselli dovremmo parlare con Roselli, Anna, prossimamente. Sì, sentiremo anche la sua voce, siamo in contatto con l'addetto stampa e ci ha assicurato che nelle prossime settimane un saluto lo mandiamo a Roselli, al mister, a Gigi Condò, un in bocca al lupo alla Vibonese per il futuro, insomma, dai. Ad Antonello chiedo di queste due squadre calabresi perché siamo proprio in chiusura, quindi ti chiedo cosa ne pensi, ovviamente di questo Catanzaro che finalmente dopo tanti anni forse arriva a questi play-off e invece la Vibonese che nonostante l'arrivo di Roselli, una serie di pareggi, potrebbe ancora farcela però perché se non sbaglio restano 6 gare alla fine della regular season, quindi vediamo che cosa succede. Ma il Catanzaro forse l'anno buono, no? Per salire, mentre la Vibonese, faccio io anche io un grande saluto a mister Roselli, è lì, quindi... Anche lì qualche pareggio in meno e qualche vittoria in più ci starebbe a Vibo. Sì. Poi mister Roselli è detto mister C, quindi per le salvezze ottenute a ripetizione con tante squadre, quindi sono sicuro che ce la farà. Ce la farà. Allora, io vi lascio come al solito alla nostra rubrica dedicata di Luigi Rogano e Luca Lepiane, questa volta dedicata al ponte di Pasqua e Pasquetta in pieno clima Covid. Ringrazio Franco Segreto del Corriere dello Sport per essere rimasto con noi, che ritroveremo lunedì al replay perché anche tu farai insomma un bilancio di quella che è fino adesso la stagione dalla Serie A fino alla Serie C. Grazie ad Antonello Aprile di Cosenza del Cuore,
Anche a te Antonello, grazie mille per essere stato con noi. Non so se ci ritroveremo venerdì prossimo perché in contemporanea giocherà il Cosenza, vi terremo informati su quando ci sarà la puntata prossima di Anteprima Sport. Grazie a Luca Chito in regia e vi aspetto nelle prossime settimane. Mettiti la tuta e rimani a casa Pasqua e Pasquetta.